Particolarità del nuovo tram di Padova, del tram di Volta Barozzo, sarà fermare al Parco Iris. Quello che diventerà il più grande parco di Padova sarà infatti dotato di una fermata del tram che lambisce proprio i suoi confini e che qui si trova più o meno a metà strada fra la stazione e Volta Barozzo. Da qui il convoglio ripartirà in direzione del quartiere a sud del centro, sempre in corsia riservata fino al canale scaricatore. Scongiurato l'addio alla pista ciclopedonale dell'Iris, il percorso infatti verrà mantenuto lungo il lato ovest dei binari e anzi arricchito da un secondo tracciato come ulteriore collegamento fra le fermate Sant'Antonio e Parco Iris. Dalla banchina di quest'ultima si potrà entrare direttamente nel parco, che sarà quindi dotato di un terzo ingresso. Attraversata via Canestrini, il tram lambisce i centri sportivi della zona e arriva, sempre in corsia riservata, nel piazzale del Liceo Scientifico e Linguistico Cornaro. La fermata è in corrispondenza di una zona verde proprio a lato del cancello dell'istituto, nuova viabilità in accesso e uscita, nuovi attraversamenti. Ancor più della prima linea, il SIR 3 si prepara a diventare una tratta con molte funzioni, non solo la comunicazione tra periferia, centro e stazione, ma anche con gli ospedali, con un grande parco e un istituto di notevoli dimensioni. L'obiettivo è invitare un numero crescente di persone ad utilizzare questo mezzo per scopi differenti. Dal piazzale del Cornaro il tram di Volta Barozzo riparte in direzione sud, verso la parte più spettacolare del suo tragitto, il ponte sul Bacchiglione.